Allora, ci sono relatori illustri, lascerò loro il compito di raccontare. A me lasciate solo il piacere di alcune suggestioni su questa vicenda, sulla vicenda dei tessitori, sulla regione. Grazie a chi ha voluto organizzare questo incontro. Qui è sempre un luogo simbolico, dicevamo, ed è proprio così. Però io adesso, nel cercare così di dare qualche appunto sulla vicenda, vorrei che voi accettaste il concetto di zona Cesarini, che è un termine molto caro a chi si intende di calcio, ma qui è, direi, appropriato nella vicenda che ripercorrerò velocemente. E quindi immaginate che siamo nel 26 giugno del 1947, sapete che c'è l'Assemblea Costituente e la Commissione dei 75 discute l'istituzione delle regioni ordinarie. E questa per il Friuli è già una partita persa, perché per una serie di discussioni storiche, il timore di generare dibattiti interminabili, la Costituente chiude subito il dibattito scegliendo di far nascere le regioni ordinarie, le regioni storiche già note e diciamo riconosciute. E per il Friuli quindi è partita persa, ma il giorno successivo, e siamo nel 27 giugno, si discute l'articolo 108, le regioni a statuto speciale, e ci sono tra queste c'è anche il Friuli Venezia Giulia. Però è già una partita, è già in salita questo tentativo, è già una fatica riuscire ad arrivarci, perché tra tutte le regioni a statuto speciale quella per il Friuli è con riserva. Quindi immaginate che situazione. È in questo ambito che il deputato triestino Fausto Pecorari presenta un emendamento e dice: chiamiamo questa regione Giulio, Friulana e Zara. Perché? Per tenere accesa la speranza per Trieste, che ancora è territorio libero, non è ancora italiana. Ma quella regione è impossibile, perché non c'è ancora il trattato di pace e quindi quell'emendamento è un autogol. E quindi siamo a tempo scaduto, proprio come nelle partite di calcio, finita la partita. A tempo scaduto, il dibattito è chiuso. Anzi no, perché Tessitori si inventa, per tenere acceso il dibattito, un emendamento sull'emendamento Pecorari. E questa è la grande trovata, sia Pecorari sia l'idea, ma no, cioè questa regione si chiami Friuli Venezia Giulia e così il richiamo a Trieste è salvo, ma non si turbano gli scenari internazionali, la trattativa per poi firmare il trattato di pace. Friuli Venezia Giulia speciale proprio perché regione pacificatrice del confine orientale, che è un luogo, e quindi qui è il luogo di incontro tra le minoranze. Pensate che intuizione a pensarci oggi. E quindi il Friuli Venezia Giulia nasce così, per una prodezza in zona Cesarini, ecco il mio riferimento al calcio. Però accade il contrario di quello che si possa immaginare. Tessitori va incontro ad una valanga di no. La Democrazia Cristiana della provincia gli volta le spalle, il CLN di Gorizia, le forze della destra a tagliamento, e a ruota Partito Comunista, Partito Socialista, Partito Socialdemocratico, tutti, anche i liberali e i monarchici. Rimangono con Tessitori soltanto Daronco e Pasolini, il Movimento per l'Autonomia. Le ragioni sono tante: si teme per l'unità nazionale, la nascita di una regione speciale è guardata con sospetto, si teme l'ingerenza slava, ci sono mille timori. E il 27 luglio c'è un attentato, gli buttano una bomba in Viale Venezia a Tessitori, non succede niente, per favore, a parte tanti danni. E poi il 30 ottobre arriva quella che il professor Gianfranco Ellero ha così felicemente definito la famigerata 10ª norma transitoria, che è di fatto una brusca interruzione al processo di costituzione della regione speciale. La norma transitoria è una sospensiva, il Friuli Venezia Giulia c'è, ma dovrà attendere 15 anni. Quindi quante resistenze possiamo dire oggi?
e direi anzi che miopia. Ecco, allora io direi che dovremmo tenerci molto stretta, caro Muretuzzo, questa autonomia. Tessitori aveva un'idea dinamica della specialità regionale. Considerava il Friuli Venezia Giulia un laboratorio per tutte le regioni italiane, che al momento opportuno sarebbero dovute diventare tutte speciali, per una migliorata capacità di gestione e di sviluppo, superando di fatto i laboratori della specialità. Ma oggi chi ha il coraggio di guardare avanti? Pensate alle province. Chi le ha cancellate ha prodotto macerie. Cito Sergio Cecotti, che per fortuna è in Cina e quindi non mi può smentire, ma più o meno questi sono i suoi ragionamenti. Tessitori considerava le province estranee alla tradizione italiana, un'eredità francese che non c'entrava nulla con la dinamica della vitalità dei comuni italiani e con la novità delle regioni. Quindi giusto cancellarle le province, ma ci vogliono buone idee. E adesso ritornano. Allora, i pensieri e la testimonianza di Tessitori sono tutti qui, a Sedegliano, in quella che è diventata una biblioteca patrimonio nazionale riconosciuta dal Parlamento italiano, ed è qui a Sedegliano, grazie Sedegliano per questo fatto. Ed è proprio qui, più che in qualsiasi altra parte della regione, che io dico, le forze politiche friulane e della regione dovrebbero decidere di ritrovarsi per discutere magari una nuova idea di regione e di quel che potrà essere, come fu allora, con Tessitori. Ecco, io ho concluso.